I segnali c'erano tutti e da tempo, ha commentato Don Luigi Ciotti, che di lotta alla mafia ha fatto una ragione di vita. Eppure quella che si è svegliata all'indomani della maxi inchiesta sulle infiltrazioni della camorra in Veneto è una regione sotto shock, ancor più man mano che vengono alla luce i particolari delle indagini che hanno portato ieri all'esecuzione di 50 arresti, al sequestro di beni per oltre 10 milioni di euro e al primo caso in Veneto di un sindaco, quello di Eraclea, Mirko Mestre, finito in carcere per voto di scambio. E non è cosa di tempi recenti. Dall'indagine congiunta di Guardia di Finanza e Polizia, coordinate dalla DDA di Venezia, è emerso che i tentacoli della camorra si erano allungati in Veneto da ben 20 anni, subentrando alla mala del Brenta ormai al tramonto. E così i casalesi sono arrivati sul litorale veneziano, prima come piccoli imprenditori nel settore delle costruzioni di immobili turistici, poi sono cresciuti sino a diventare i boss di tutto il Veneto orientale, con infiltrazioni nel tessuto connettivo dell'area, nelle banche, nel mondo delle imprese e nella politica. Un'associazione camorristica, Clan dei Casalesi, radicato sul territorio da oltre 20 anni, via via divenuta sempre più forte, sempre più capace di svolgere non solo attività tipicamente tradizionalmente camorristiche, quali l'estorsione, l'usura, ma servizi illegali, recupero credito o addirittura la costituzione di imprese, di società finalizzate a fornire la manodopera a costi molto bassi attraverso l'evasione degli oneri previdenziali e degli oneri fiscali. Società create proprio per fornire manodopera, per ottenere in subappalto lavori, per acquisire ulteriore ricchezza. Un'operazione che per la prima volta ha accertato la presenza della criminalità organizzata strutturata nel territorio veneto, criminalità profondamente penetrata nel settore economico e bancario, con modalità che nel sentire comune sembravano confinate ad altre aree del paese e che invece si sono rivelate profondamente radicate anche qui. La camorra in Veneto, ha concluso il procuratore nazionale antimafia, agiva esattamente come in Campania.